Conferenza delle Imprese Veneto ha presentato oggi alla stampa il suo position paper per le elezioni regionali di fine settembre. È un documento non particolarmente complesso, ma che guarda scenari complessi di discontinuità. C'è una discontinuità economica dovuta anche al Covid, c'è una discontinuità della demografia perché c'è un calo demografico, c'è una discontinuità anche nei rapporti internazionali, visto l'importanza che sta prendendo oggi l'Europa con tutti i miliardi messi a disposizione per la crescita economica. Quindi bisogna interpretare tutte queste novità rispetto alla piccola impresa e al Veneto, e in un Veneto inserito in un nord Italia produttivo. Ci sono tre grandi macro aree. Queste tre grandi macro aree si dividono in 15 linee di intervento, e ognuna di queste linee ha dei cantieri, in tutto 38 cantieri. Sono proprio azioni concrete da fare. La Conferenza del Veneto ha presentato questo documento per darlo alla politica, ovviamente, quindi ai candidati regionali, ma anche alle parti sociali del Veneto, le altre organizzazioni datoriali e quelle sindacali, perché l'obiettivo è quello di avviare un dibattito che deve coinvolgere tutti, perché se vogliamo transitare questo periodo di crisi c'è bisogno che tutti siano concordi e che contribuiscano a scegliere la strada giusta da intraprendere. Le elezioni regionali sono magari l'occasione in cui si presentano queste linee guida, ma hanno a che fare con quello che ormai da anni stiamo chiedendo, per cui un'infrastrutturazione del Veneto non solo per le opere materiali della viabilità, ma anche per l'infrastrutturazione tecnologica che ci manca, e questo è un territorio che compete nel mondo e ha bisogno di avere una digitalizzazione assolutamente importante. Linee guida che poi hanno a che fare anche con quelle che sono i filoni europei, quelle che sono le linee guida dell'Europa, che hanno a che fare con lo sviluppo sostenibile, per cui con una grande attenzione all'ambiente e alla digitalizzazione e alla competitività internazionale. Questi sono stati i driver di crescita degli anni scorsi, per cui in maniera maggiore deve essere nel post-Covid portati in campo queste azioni che hanno dimostrato di essere virtuose. E poi l'altra proposta che ci sentiamo di fare è che il Veneto non si deve chiudere a riccio, ma deve essere in continuo colloquio e avere della progettualità comune con le regioni contermine. Faccio riferimento alla Lombardia, all'Emilia Romagna e al Friuli, che se si rafforza questo territorio in maniera importante, anche il Veneto ne avrà sicuramente dei benefici. Poi si parla anche di un federalismo partecipato. Beh, io credo che i parametri con cui abbiamo misurato anche il consenso che ha avuto il referendum sull'autonomia del Veneto vada rivisto, perché sicuramente non viene meno quello che è la voglia e la filosofia sul quale si basava l'autonomia del Veneto, ma forse deve essere vista con appunto dei parametri diversi, e ha a che fare con il fatto che appunto deve esserci un territorio che si muove tutto assieme, per cui con un federalismo cooperativo con anche le altre regioni che diventano partner a tutto tondo, e partner soprattutto di uno sviluppo di una nuova stagione che possa avere successi economici. Una position paper che non va solo alla politica, voi lo state condividendo con le altre parti sociali, volete animare un dibattito? Vogliamo animare un dibattito verso tutti e con tutti gli stakeholder, perché ovviamente tutti quelli che possono portare con la loro partecipazione nuove idee e dare una mano alla crescita di questo territorio sono ben accetti in una discussione che deve avere come obiettivo finale proprio la costruzione di un programma che deve essere ricco di progetti per lo sviluppo dei nostri territori. Roberto Boschetto, vicepresidente vicario della Conferenza Imprese Veneto, delega alla formazione e ai giovani che devono avvicinarsi al mondo dell'artigianato. Dentro il position paper trasversalmente c'è un capitolo di competenze, però c'è un obiettivo principale. Sì, l'obiettivo della Confartigianato di tutti noi, perché lo viviamo quotidianamente nelle nostre aziende, è quello di far crescere nuove risorse in termini di capitale umano, quindi di giovani che, finito un percorso obbligatorio, dico perché ormai è indispensabile quello scolastico, devono imparare il mestiere. Una volta il mestiere si imparava andando nelle aziende, non è più sufficiente, nel senso che bisogna prima fare un corso di specializzazione. Ecco che ci sono 7 ITS, di cui 5 sono molto vicine a noi perché ci siamo dentro e stiamo contribuendo su questo, che fa sì che questi ragazzi possano avere un'opportunità maggiore, nel senso che arrivano in nostre aziende già preparati. Questo fa sì che si accorciano i tempi, i costi, e diventa un'opportunità per i ragazzi di avere anche con orgoglio un lavoro di tutto rispetto
e quindi l'utile al dilettevole. C'è una questione di numeri, perché in Veneto si diplomano quasi 40.000 ragazzi, all'università ne vanno 18.000, quindi c'è un bacino d'utenza di oltre 20.000 persone, però in realtà agli ITS se ne iscrivono solo 1.000. Sì, purtroppo però è vero questo, nel senso che non si arriva ad avere ancora numeri importanti in base alle richieste, perché le richieste sono maggiori di quelli che escono, alla fine molti di noi se li rubano, se così si può dire, e l'impegno penso che debba essere quello della Confartigianato assieme alla Regione di incentivare, quindi creare un percorso che sia più vicino alle famiglie e a tutti noi, in modo tale che questa fase culturale entri nei ragazzi con orgoglio, perché questa è la parte importante, deve essere un fatto normale. Io vado a specializzarmi per fare un bel lavoro, un lavoro che mi dà una dignità come lavoro dipendente e, come uso dire spesso, una dignità, perché no, posso diventare anche un imprenditore. Sergio Maset, direttore Confegiate Imprese Veneto, un position paper di lunga gettata, nel senso che ci sono tantissime sollecitazioni, 3 discontinuità viste, 3 ambiti, 15 linee di intervento, 38 cantieri, però che guardano anche oltre il quinquennio della regione, quindi per posizionare la piccola impresa al centro di un dibattito che deve fare sintesi di quello che sta succedendo. Sì, sembrerebbe avessimo scritto tutto, in realtà abbiamo scritto soltanto un principio, che è l'idea di contribuire con un mattone alla riapertura di una fase di programmazione per lo sviluppo regionale. Il precedente piano risaliva all'inizio degli anni 2000, aveva raccontato del primo Veneto, il Veneto dei pionieri, un secondo Veneto che era il Veneto del benessere, il terzo Veneto che era quello che si apprestava a costruire all'inizio degli anni 2000, appunto, che era quello della sostenibilità, e che forse ci ha portato adesso a una maggiore consapevolezza di questo. Il Veneto che abbiamo di fronte ora probabilmente ci impone di guardare a una logica di rete e quindi di dare nuove regole per governare il policentrismo all'interno della nostra regione, ma anche di costruire alleanze a una scala nord e quindi una regione che è collegata per sviluppare progetti. Pensiamo a quanto già fatto come buona pratica per le Olimpiadi invernali di Cortina con Milano, e non in alternativa o contro qualcun altro, ma insieme. Quindi da questo punto di vista qui il Veneto delle reti guarda a che cosa? Guarda prima di tutto all'impegno confermato dall'Unione Europea con l'accordo verde, sulla quale noi saliamo in pieno, lo sposiamo e costruiamo intorno a questo l'azione anche di sviluppo delle imprese artigiane, che ne saranno artefici e protagoniste in pieno per una stagione di sostenibilità. Oltre a questo c'è certamente il tema dell'innovazione digitale, ma le due cose si sposano insieme. Il digitale non è un concetto astratto, è un uso più intelligente delle risorse, sono strumenti che consentono un uso più intelligente delle risorse, anche da un punto di vista energetico, anche da un punto di vista di utilizzo dei materiali, anche da un punto di vista di capacità di dialogo, ad esempio, per costruire nuove forme, nuovi modelli di servizi sanitari, ad esempio con la telemedicina, per monitorare e sviluppare case più intelligenti a servizio ad esempio della popolazione anziana. E quindi queste sono le sfide. Oltre a questo ovviamente abbiamo un tema che è quello di immaginare, di costruire, di governare una regione che cresce in uno scenario di popolazione calante. È una sfida non banale, perché nei decenni precedenti noi siamo cresciuti molto, ma con una popolazione che cresceva e quindi con una domanda crescente. Noi adesso avremo invece una domanda qualitativamente diversa e su questo dovremo essere partecipi, attori, protagonisti, affiancando e insieme interpretando e fornendo servizi alle imprese per rispondere e conquistare quote in questo nuovo mercato. Un terzo elemento sicuramente è il fatto che la regione deve essere interconnessa e i tempi sono fondamentali, quindi velocità di spostamento, Venezia-Milano, Venezia-Bologna, dimezzare i tempi di realizzazione, non possiamo più aspettare, non chiediamo più rispetto dei tempi, bisogna chiedere adesso di dimezzare i tempi, noi abbiamo bisogno di essere collegati, di far viaggiare merci e persone velocemente.